Juventus-Barcellona 3-0. Io sono tifoso napoletano, ma devo ammettere, da sportivo come sono, che la Juve ha fatto completamente la partita. La Juve ha meritato sul campo sotto il profilo sia tattico e sia sotto il profilo proprio dell'individualità degli uomini. Messi, che ormai si parla di Messi perché chiaramente Messi è venerato ovunque, ha fatto un tiro in porta. Ha fatto un tiro in porta che è andato anche fuori, tra l'altro, nell'unico momento in cui la Juventus ha avuto un piccolo calo sotto l'aspetto difensivo che ha concesso a Messi l'opportunità di poter tirare in direzione della porta, perché comunque la porta era coperta in maniera perfetta da Buffon. Detto ciò, il ritorno per la Juventus indubbiamente a Barcellona si prospetta difficile, perché il calcio ci insegna, neanche a distanza di molto tempo fa, proprio come c'è stato un ribaltone sia sotto l'aspetto dei pronostici e sia sotto l'aspetto proprio del risultato concreto, ovvero il capovolgimento del risultato del Barcellona nei confronti del Paris Saint-Germain. La Juventus è indiscutibilmente la squadra più forte in Italia quest'anno, ma negli ultimi almeno 6 anni a questa parte. E che dire, se dovesse superare l'ostacolo Barcellona, come io sinceramente da italiano mi auguro e spero, perché io amo il calcio in generale, amo il bel gioco, il bel calcio, amo le squadre italiane in Europa, sia per quanto riguarda comunque un discorso proprio di nazionalità, cioè io sono italiano, quindi perché quando una squadra italiana gioca contro una squadra straniera devo tifare contro la squadra italiana? Sono italiano. E poi anche sotto anche un altro aspetto che sembra quasi come se non valesse nulla, sotto l'aspetto poi europeo che in questo modo nel ranking FIFA possiamo sperare tra qualche anno in questo modo di poter avere quantomeno i primi 4 posti dedicati alla Champions League e non solo 3 come dagli ultimi anni a questa parte è concesso al campionato italiano. Quindi questa è una cosa da non sottovalutare, perché in questo modo c'è la possibilità di avere una squadra in più italiana in Champions League. Detto ciò, faccio i complimenti alla Juve, perché ha dimostrato un ottimo calcio tattico e poi sotto il profilo individuale dei singoli, ma come ben sappiamo la Juventus nei singoli ha sicuramente un grande squadrone. Questo è quello che io penso da napoletano. Mando a tutti un saluto e a presto da Dario D'Agostino.